Essere invece ricordato per questa cosa è per me motivo di grande orgoglio e devo dire che il popolo napoletano, campano in generale, me l'ha fatto notare e me lo fa notare anche a distanza di tanti anni, e tu ne sei un esempio. Come no, infatti io sono contento che ti sia passata quella amarezza per l'ingiustizia che hai dovuto sopportare, perché con la regola che c'è oggi tu non saresti mai più dismesso, no? No, da quel momento in poi, tu conosci bene la storia, è cambiato tanto e l'amarezza è passata perché, ecco, mi sono rivisto molto nelle parole del mister Serse. La passione alla fine copre tutto, no? Non conosce confini, non conosce categorie, non conosce età, no? Fino a che c'è dentro continui ad andare avanti e dimentichi presto quello che è successo, ti butti alle spalle e guardi avanti. Tu stai arbitrando adesso nei dilettanti in Inghilterra? Adesso sì, nella prima categoria nazionale inglese, la National League, e ho riconciliato un pochettino con il calcio vero, perché sono nel nord dell'Inghilterra dove il calcio è nato e lo tocco con mano tutte le domeniche, e dove veramente mi sembra di essere tornato indietro di 15 anni a quel calcio maschio di cui parlava Bagni. Guardate che spreco, un bel giovane, un ragazzo coraggioso che ha avuto tra i primi l'ardire, lo voglio definire così, di fermare una partita per i cori razzisti, che non deve più arbitrare nel campionato di calcio di Serie A, dove non mi pare quest'anno siano brillati i fischietti di ogni età e di ogni categoria. Quindi, ma senza nulla togliere agli altri, io trovo che nei suoi confronti sia stata perpetrata una vera e propria ingiustizia, che poi lui ha raccontato nel libro L'uomo nero. Questo applauso. Ci tengo a precisare che non ho fatto niente di straordinario, è quello che doveva essere fatto.